Una buona serata amici sportivi e bentrovati con le telecamere della Wii Sport. Quest'oggi al Garden Sport di Mili Marina per seguire la 13ª giornata del campionato di giovanissimi regionali. In campo il Città di Messina e la Freetime Club, padroni di casa, al comando del campionato a quota 26 punti in classifica. Nell'ultimo turno non hanno giocato per le avverse condizioni meteo, l'ultimo risultato utile è il 5-0 rifilato in casa del Torre Grotta. Ospiti della Freetime invece che nel precedente turno hanno rimediato un pareggio casalingo contro la Football 24 Messina. Si trovano in questo momento a 20 punti in classifica. Il Città di Messina vuole tornare al più presto alla vittoria nel primo match di questo 2017. Nel frattempo qui vediamo le due squadre disposte a centrocampo per i classici saluti di rito. Grazie all'uso delle nostre grafiche vediamo quali sono i due 11 scelti dai due mister per darsi battaglia quest'oggi. Città di Messina che si stringe a cerchio come sempre prima dell'inizio della partita, classiche foto di rito e poi si potrà cominciare proprio loro a battere questo primo pallone di gioco da destra verso sinistra in classico completino giallo-rosso. Risponde la Freetime da sinistra verso destra in completino rosa-nero, la prima occasione per i padroni di casa con il proprio capitano Majorana che rientra sul destro e prova a provarlo. Sfiora il palo però la palla e finisce fuori. Ancora loro, qui bella l'apertura di De Gaetano che vede a memoria Majorana che controlla questo pallone e prova a partire verso la porta della Freetime. Non riesce però a centrare lo specchio della porta protetto da Truglio e il suo sinistro si spegne al lato. Bello l'assist di De Gaetano per Majorana. Ancora qui Città di Messina, ancora De Gaetano che prima aveva provato a colpire di testa, poi il pallone si impenna e prova ad avvitarsi così rovesciata. Bello il gesto tecnico del numero 11, la palla finisce alta. Dall'altro lato è Carcione che prova a rispondere per la Freetime con questo destro. Forestieri però è attento e manda al lato anche poi su Musarra che aveva provato la ribattuta. È attento l'estremo difensore del Città di Messina che nel frattempo adesso prova a ripartire. Ancora De Gaetano qui splendido contro tanti avversari, riesce a superarli tutti, poi viene atterrato e guadagna un calcio di munizione molto interessante. Andrà lui stesso alla battuta, prende la rincorsa, calcia col sinistro verso la porta di Truglio, pallone potente ma centrale, non ha problemi l'estremo difensore della Freetime che blocca la sfera. Qui inquadrato anche Mister Fiumara che sta seguendo il match. Città di Messina che continua ad avanzare, qui Spuria prova ad avventarsi su questo pallone vagante, il suo sinistro però esce molto di lato. Ancora padroni di casa, è quasi un monologo, qui il pallone è all'indirizzo di Venuti che ha ampio spazio per andare ma non riesce a controllare bene il pallone. Il numero 7 del Città di Messina che quindi spreca una grande occasione. Città di Messina che quindi spreca tante occasioni e allora verrà punita subito dopo dalla Freetime. Qui il pallone che finisce a Carcione che non ci pensa su due volte, calcia col sinistro. Il gran gol del numero 10 della Freetime porta in vantaggio i suoi. L'1-0 porta la firma di Mattia Carcione che, come possiamo riapprezzare qui, lascia rimbalzare il pallone, poi lo colpisce col sinistro. Forestieri non può nulla, è solo l'inizio però, perché il pallone è sempre per il numero 10 che lo controlla, supera in questo modo il suo avversario, supera anche Forestieri e appoggia in rete il gol del 2-0 che arriva immediatamente a quello del vantaggio. Ancora Carcione a portare avanti i suoi di due lunghezze. Rivediamo qui come sul primo controllo, forse un po' fortunato, supera il proprio avversario, poi con una grande freddezza riesce a superare anche Forestieri ed appoggiare col più facile tapin in rete. Bellissimo il gol della doppietta del numero 10, ma attenzione perché non è ancora finita, palla ancora per Carcione, uscita a farfalle di Forestieri che qui sbaglia i tempi dell'uscita e allora si porta la palla a casa Mattia Carcione che in pochissimi minuti affonda il Città di Messina, tripletta personale. Città di Messina 0, Freetime 3, notte fonda per i padroni di casa, per i ragazzi di Mister Fiumara che proprio allo scadere della prima frazione di gioco adesso si vedono in svantaggio per 3 lunghezze, dove il mister dovrà dire qualcosa ai suoi in questo intervallo mentre le due squadre sono pronte a scendere in campo. Il Città di Messina che entra dopo, si saranno detti qualcosa forse nello spogliatoio. Nel frattempo con le immagini siamo passati alla seconda frazione di gioco. Freetime che quindi deve solo gestire e controllare il risultato. Città di Messina però che non ci sta a perdere così questa partita, prova ad andare subito all'attacco. Qui inseguita un calcio d'angolo, il pallone che finisce sul destro di Mangano che prova ad indirizzarlo verso la porta. Pallone debole, Truglio non ha problemi, ancora Città di Messina, qui Spuria in qualche modo riesce a toccare per Majorana che arriva come un treno sull'out di sinistra. Ancora Majorana prova a mettere questo pallone in mezzo, un misto fra un tiro e un cross, viene deviato in calcio d'angolo. Ancora Città di Messina, lo scambio qui fra Mangano e Majorana che prova ad allargare il compasso e l'eurogol di Majorana allora ridà le speranze a Città di Messina che finalmente riesce a rientrare in gara. Riapprezziamo bellissimo il destro di Majorana, impossibile da prendere per Truglio, è 1-3 il parziale.
accorcia le distanze il Città di Messina. Qui ancora uno scatenato Majorana che viene atterrato in area di rigore. Rivediamo il contatto, rimane qualche dubbio per il direttore di gara, però non c'è nulla. Ancora Città di Messina che ci prova anche con questi tentativi da lontano. Sono entrati con un altro spirito in campo i ragazzi di Mister Fiumara, nel frattempo qui inquadrato, ancora loro che provano a creare qualcosa. Qui il pallone ancora per Spuria che aveva l'occasione per calciare verso la porta, viene murato però all'ultimo istante. Città di Messina che però continua ad attaccare, ancora Majorana scatenato sulla fascia, fa tutto benissimo, mette questo pallone per Spuria che col sinistro a botta sicura manda fuori. Che occasione per il Città di Messina sprecata. E allora dall'altro lato la free time mette definitivamente il risultato in cassaforte. Qui ancora il pallone vagante, se ne avventa ancora una volta Carcione che quindi fa poker personale. 4-1, risultato messo in cassaforte, partita in ghiaccio, disperato Forestieri che anche in questo caso non è riuscito a bloccare la sfera. Città di Messina che con orgoglio prova a terminare questa gara in avanti. Qui la palla in mezzo ancora per Spuria che prova la girata. Gara sfortunata anche per l'attaccante del Città di Messina. L'ultima emozione di questa gara è ancora grazie a Carcione che qui però viene fermato splendidamente da Forestieri che nega perlomeno il quinto gol al free time. Proprio su questa azione terminerà la partita. Triplice fischio del direttore di gara. Brutta sconfitta per il Città di Messina che dovrà al più presto rialzare la testa. Dalle nostre telecamere per quest'oggi è tutto, alla prossima.